il sindaco di San Fratello, Salvatore Pinto Sidoti. Cari amici, buonasera. Sono Salvatore Sidoti, il sindaco di San Fratello. Il 14 febbraio del 2010 il mio paese è stato colpito da un evento calamitoso che purtroppo ha costretto 1500 persone fuori di casa. È stato un evento drammatico, vissuto con dignità. Abbiamo passato dei momenti veramente tristi. Abbiamo avuto da subito la vicinanza dell'onorevole Presidente Raffaele Lombardo, che non appena avuto notizia dell'accaduto si è recato con la massima tempestività e ha raggiunto San Fratello. E ci è stato vicino nei momenti veramente che hanno segnato questo nostro momento in maniera tangibile, in maniera affettuosa, vicina. Abbiamo sentito il governo regionale vicino, l'assessore Centorrino, l'assessore Tranchida, la deputazione regionale nella sua interezza. Abbiamo avuto una passerella, purtroppo oggi devo dire, di tanti ministri, sottosegretari, onorevoli, deputati di ogni tipo e ogni qualità, che ringrazio per la presenza che ci hanno dato in quel momento e la solidarietà e la speranza che ci facevano intravedere con la loro presenza in quel momento. Ma oggi purtroppo devo parlare di passerella. Abbiamo avuto soltanto un momento così di vanagloria oggi, oserei dire purtroppo. Quella vicinanza, quel momento di afflato che abbiamo avuto, che abbiamo ricevuto, non ha rappresentato oggi nient'altro che una passerella. Sì, io oggi il significato di questo mio intervento è soltanto un ringraziamento nei confronti dell'onorevole Lombardo, che anche il giorno di Natale, insieme all'assessore Centorrino e accompagnato anche dall'assessore Tranchida, hanno trascorso il giorno di Natale con noi a San Fratello. E questo, caro onorevole Lino Leanza, non me ne voglia, è il significato di una presenza con la gente dei Nebrodi che è stata particolarmente colpita. Ed io per questo desidero veramente ringraziare l'onorevole Lombardo e tutto il governo regionale per quello che ha fatto, indipendentemente e al di là di quelle che possono essere state le coalizioni o che saranno le coalizioni. Io credo fortemente, così come gran parte dei cittadini e dei sindaci dei Nebrodi credono in questa realtà amministrativa, e non soltanto che vada a termine ma che vada oltre. Per cui, se è vero come è vero che ancora doveva smettere di piovere in Veneto piuttosto che in Liguria e sono stati immediatamente entro i 5 giorni trasferiti 300 milioni di euro tramite un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, oggi, a distanza di 1 anno e mezzo, la Sicilia, San Fratello, i Nebrodi ancora aspettano quelle risorse che dovrebbero pervenire dal Governo nazionale. Per cui io oggi, il mio paese, i Nebrodi, se oggi hanno la possibilità di intravedere una possibilità di speranza, è grazie soltanto all'intervento forte e determinato di questo governo regionale, che ci è stato vicino in ogni caso e comunque, che sicuramente non ci farà sentire la sua mancanza. Chiaro, io non voglio dilungarmi, non voglio fare l'apologia, ma voglio soltanto portare una testimonianza nuda e cruda, così come la sto vivendo io e tanti altri sindaci dei Nebrodi, che purtroppo vivono con ambascia e con attesa queste risorse che ancora non arrivano. Io mi sento parte integrante di questo movimento per le autonomie. Io sono molto fiducioso in questa realtà, sono molto fiducioso in questi uomini che vogliono costituire queste realtà che si vuole proporre per la Sicilia, e a loro veramente mi affido e affido le sorti della Sicilia, perché oggi parlare di crisi, oggi parlare di un momento di fibrillazione significherebbe per il mio paese, con ancora 900 persone fuori di casa, ma che intravede la possibilità di un ritorno alla normalità. Io penso che soltanto attraverso la stabilità di un governo noi altri potremo avere queste certezze e un futuro più roseo. Per cui grazie Presidente, grazie. A questo governo regionale, tanti auguri e buon lavoro. Grazie.